abbiamo acquisito molto senso di comunità con questa partita, con questa brutta tragedia del coronavirus, perché comunque abbiamo anche riscoperto di essere una comunità che sta lavorando in squadra, e penso che il lavoro che fate voi come giornalisti sia assolutamente fondamentale. Quindi grazie di cuore, grazie, perché poi alla fine state facendo tutti una grande operazione di servizio alla comunità, di protezione civile, di informazione, e penso che se abbiamo dei risultati che possiamo citare quotidianamente lo dobbiamo anche a voi. E per darvi i dati di oggi, siamo arrivati ormai a quasi 120.000 tamponi, sono 119.493, considerate che ne abbiamo fermi in attesa di essere processati almeno 10.000, perché continuiamo a farne, però è anche da dire, devo anche dirvi una cosa, che cominciamo a avere parecchi problemi con i kit per processarli, quindi con i reagenti, perché ormai c'è il mondo intero in difficoltà. Guardate, ho letto prima un rapporto fresco degli Stati Uniti che davano una dimensione del materiale e dei ventilatori, delle terapie intensive che stanno allestendo addirittura con navi della Marina ormeggiate a New York, quindi proprio per far fronte a quello che è l'emergenza. E se poi interessa a qualcuno posso anche darvi i dati, perché c'è proprio tutta se magari Federico, se qui mi recupera il telefono, magari poi vi do anche due dati. Abbiamo 2015 ricoverati, sono esattamente 26 in meno rispetto al bollettino di ieri sera. 2015 ricoverati, 345 persone in terapia intensiva, sono 3 in meno rispetto al bollettino di ieri sera e 5 in meno rispetto al bollettino di ieri mattina. Abbiamo in questo momento 10.000 positivi, e questo è un dato che è bene ricordare: i positivi crescono e cresceranno ancora perché abbiamo in arrivo tutti i tamponi. Peraltro stiamo procedendo, questa mattina ho fatto il punto della situazione come tutti i giorni con gli assessori Lanzarin e Bottacin, con i direttori generali. Tutte le mattine noi alle 10:30, dopo le altre videoconferenze, facciamo il punto della situazione. Si sta procedendo con case di riposo ancora, e quindi stiamo andando avanti spediti su quella partita per i tamponi, i dipendenti, e ad oggi tutte le ASL dovrebbero cominciare. C'è il telefono, per favore? Tutte le ASL dovrebbero avere un migliaio di primi kit istantanei per poter iniziare anche a lavorare con i kit. I dimessi sono 1 migliaio, quindi vedete sta crescendo finalmente la cifra, e una cifra comincia a essere insomma una cifra ragguardevole. 1.000 persone dimesse vuol dire 1.000 persone guarite, e le persone in isolamento restano 20.278 persone in isolamento, i morti crescono, sono 503. I nati, insomma, si è impennata la curva dei nati, e questo è positivo. Considerazioni a margine. Le considerazioni a margine sono queste. Voi vedete che intanto sulla mortalità si sta crescendo, perché comunque abbiamo l'effetto dell'ingresso del virus nelle case di riposo. Questo è un primo tema. E siamo preoccupati in generale perché questo continua a confermarsi essere un virus, diciamo, importante, e lo vedete anche dai casi di isolamento, dai casi di positività, e questo ci dà anche, grazie, questo ci dà anche una dimensione della dimensione del problema. Continuo a dire che stiamo lavorando a un'ordinanza. Da ieri sera c'è la possibilità di lavorare in base al testo del governo. Sicuramente stiamo ragionando di proroga, forse inserendo ulteriori elementi che nascono anche dall'esperienza di questi giorni. Mi metto nei panni del cittadino, dei cittadini che sono a casa, che ci ascoltano e che vedranno i vostri servizi e che ci leggeranno, e dicono: sta calando
e i ricoverati, stanno calando di qualche unità le terapie intensive perché ancora restrizioni. Guardate, siamo nella fase, ve l'ho detto in anticipo, per cui come si può dire, abbiamo dato dimostrazione che il modello funziona e ci dà indicazioni giuste. Io ve l'ho detto ancora la scorsa settimana, la prossima settimana sarà la settimana che ci darà la direzione, è la settimana cruciale, lo state vedendo, avete visto che in tempi non sospetti vi avevamo detto che sarebbe stata cruciale. Ci sono i primi numeri negativi sulle terapie intensive e sui ricoveri, però è fondamentale non abbassare la guardia. Non vorrei che qualcuno, preso dall'eroismo, cominciasse a pensare che è finita. Non è finita. Non è che lo dico perché ci fa piacere dirlo, non è finita perché abbiamo migliaia di persone contagiate, comunque isolate, abbiamo migliaia, scusate, ne abbiamo 1000 di contagiati, ne abbiamo esattamente, ve l'ho detto prima, 9.000, sì, quasi 10.000 per essere esatti. Eccoli qua, 10.000, e voi capite che questa è solo la punta dell'iceberg, cioè questa viene fuori solo perché qui è arrivato il tampone. E vi dico che siamo preoccupati del fatto che non si abbassi la guardia e chiedo e chiederemo ancora sacrifici fino a Pasqua. Ci sono già da fare perché comunque il governo ha prorogato i suoi provvedimenti restrittivi, però è pur vero che anche noi pensiamo di, come si può dire, sicuramente di prolungare l'effetto della nostra ordinanza, ma anche di metter mano su alcuni aspetti. In generale penso, lo dico per rispondere a chi mi chiede, molti ci chiedono della scuola, la scuola non è una nostra competenza e quindi non vi so dire quando riapriranno le scuole, posso solo dire personalmente che con questi numeri di positività, con queste mortalità, siamo ormai a 500 morti e con quello e con i ricoverati che sono 2000 ricoverati, vi dico che pensare in questo momento di riportare delle masse di ragazzi all'interno di edifici che poi torneranno a casa e magari nello scambio, diciamo, del rapporto possano anche portare il contagio, lo vedo rischioso, quindi cercheremo di capire, però fino a Pasqua questa è una partita assolutamente chiusa e bisogna fare ancora un po' di sacrificio. Dopodiché noi stiamo già pensando a predisporre un piano di riaperture, non è che vi sto dicendo che ci sarà la riapertura domani mattina, vi sto dicendo che ci stiamo preparando perché quando si riaprirà bisognerà adottare dei criteri per evitare l'effetto Hong Kong. Ricordatevi che io ve l'ho detto, effetto Hong Kong, che poi qualcuno non dica Mazzai aveva detto, siccome qua sono tutti esperti, tutti premi Nobel, l'effetto Hong Kong significa che hanno chiuso le terapie intensive, hanno aperto con troppa, secondo noi, velocità, o meglio con troppa, fra virgolette anche leggerezza si può dire, e hanno riaperto poi le terapie intensive e hanno dovuto riaprire la quarantena. Io vorrei fare in modo che questo popolo, che i veneti, la quarantena la facciano un giro solo, perché sarebbe un trauma dover aprire per poi ridire ai veneti di tornare a richiudersi in casa. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, no? La stagione ci sta aiutando perché comunque se fossimo a ottobre-novembre vi dico che la situazione, il quadro epidemiologico sarebbe sicuramente più grave, no? Perché poi andremo a sommare ad esempio il tema dell'influenza e il tema delle patologie respiratorie in un momento delicato dove ti arriva il coronavirus. Ecco, un po' di fortuna l'abbiamo avuta perché l'abbiamo avuta in primavera, questo poco ma sicuro. Continuiamo quindi il piano per le riaperture e la preoccupazione per quello che sono le imprese. Io vi parlo sempre tanto di sanità e alla fine dico sempre diciamo alcune considerazioni rispetto alle imprese, però guardate che la preoccupazione rispetto alle imprese è alta, cioè noi abbiamo un PIL di 150 miliardi di euro all'anno, dividetelo per 12 vuol dire 12-13 miliardi al mese, cioè vuol dire che un fermo di questa regione di un mese significa almeno 10, 11, 12 miliardi di PIL perso, 150 miliardi diviso 12. E
io sono preoccupato, noi siamo preoccupati, e perché oggettivamente è così, del fatto che non vorremmo ritrovarci con una, come si può dire, una superpotenza europea che è la Germania, che ha comunque adottato delle misure straordinarie per i propri, per le proprie attività, per i propri, insomma si legge, anche qui devo dire se è vero perché l'ho letto da più parti, che l'impresa che ha da 1 a 5 dipendenti gli viene dato 9.000 euro al mese e tutta una serie di aiuti, più gli aiuti dei territori, capite che con 550 miliardi la Germania si farà trovare pronta alla riapertura dei mercati, ma tonica, forte. Noi non ce l'abbiamo con la Germania, diciamo semplicemente che l'Europa deve farsi anche garante e sostenere, come si può dire, la riapertura e la ripresa per tutti. Se questo deve essere un nuovo rinascimento solo per la Germania, l'Europa è finita. Se questo deve essere il riconoscimento solo di una ripresa per uno Stato membro o per pochi Stati membri, l'Europa è finita. E ve lo dice un europeista convinto, sono convinto assolutamente della dimensione europea, però l'Europa qui deve battere un colpo, deve farsi viva. E ve l'ho detto anche ieri, cioè i video di solidarietà non ci servono più, sono superati. È fondamentale che il governo italiano sicuramente continui a intervenire in maniera più pesante rispetto ai 25 o quello che è miliardi, visto considerato che abbiamo un partner europeo che ne mette 550 di miliardi, esattamente la metà degli Stati Uniti, ma dall'altro è anche vero che l'Europa non può pensare di restare fuori da questa partita. Mi faccio una domanda che è quella che ci facciamo tutti. Se l'Europa resta fuori da una partita come questa, quando mai deve intervenire? Cioè non c'è condizione peggiore per la discesa in campo. Per cui se l'Europa non interviene ad oggi non serve a nulla. Guardate che le imprese stanno soffrendo. Io spero che si chiuda velocemente anche la partita sanitaria per poter dare risposta velocemente a tutto quello che è la riapertura. Perché noi restando chiusi non fatturiamo, non produciamo, andiamo in difficoltà finanziaria e vi ricordo che lasciamo mercati liberi ad altri. Non possiamo neanche crogiolarci del fatto che l'intero mondo è in pandemia, perché comunque se è vero che tutti siamo nella stessa condizione, è altrettanto vero che alcuni sono molto più sostenuti economicamente e finanziariamente di quello che siamo noi. Vi dico altre due robe prima di passare alle parole. Rispetto alle donazioni, voglio solo darvi due dati per dare una dimensione di che popolo eccezionale siamo. Abbiamo raggiunto i 19 milioni di euro, pensate con 24.677 donazioni. 24.677 donazioni, quindi un grazie di cuore a tutti quelli che hanno donato. Dai grandi ai piccoli, ieri ho ricordato fino ai 300.000 euro, oggi voglio ricordare quelli di 250.000 euro al Consorzio per la tutela del formaggio grana padano, 200.000 euro a SPAC, 200.000 euro a Biasuzzi che l'ho ricordato anche ieri, 180.000 euro alla Fondazione Ferrari Sonlus, 150.000 euro alla Latteria Montello, 150.000 euro Federlegno Arredo Eventi SPA, 150.000 euro Fincantieri e poi OVS 100.000 euro, 120.000 euro e poi gli altri ve li ricorderò domani. Li voglio ricordare anche perché è giusto ricordare il sacrificio dei grandi ma anche dei tanti piccoli. Abbiamo avuto versamenti veramente di bambini che hanno rotto il salvadanaio, ci hanno mandato le foto di persone che versano 5 euro, 10 euro e direi che è straordinario questo, no? 24.677. Se si continua a versare faccio appello ovviamente in particolar modo al mondo imprenditoriale, magari a chi può dare un segnale, è assolutamente utile per noi e c'è assolutamente d'aiuto visto considerato che ormai andiamo verso i 100 milioni di euro di spesa per questa partita del coronavirus. Vi dico una cosa interessante, i gestori dei campeggi, e parlo del Cavallino, ma in generale dei campeggi, mi hanno scritto, hanno donato 1.000 soggiorni di una settimana da farsi nel 2020 o anche nel 2021
agli operatori sanitari del Veneto, quindi è bello, no? Medici, infermieri, ai volontari, a tutti coloro che comunque hanno avuto un ruolo in questa partita. Sono 1000, poi troveremo un sistema, però sono 1000 settimane nei campeggi del Veneto e troveremo un sistema, magari faremo tireremo a sorte perché i dipendenti poi sono 54.000 e stabiliremo delle priorità, troveremo un sistema, però un atto di donazione che è unico, no? 1000 soggiorni in una settimana per i nostri operatori e quindi veramente grazie di cuore anche a loro che hanno dato questa disponibilità. Infine vi dico che ieri ho firmato la dichiarazione dello stato di emergenza per l'accesso al fondo di solidarietà per l'agricoltura veneta. L'agricoltura ha il fondo di solidarietà nazionale, ve lo dico perché le altre imprese non ce l'hanno, che poi qualcuno dica e le altre imprese, e quindi abbiamo firmato lo stato di crisi per l'agricoltura del Veneto in maniera tale che si possa avere accesso al fondo per quanto sia possibile per aiutare ovviamente le nostre imprese. Passerei la parola a Carlo. Io direi prima un solito giro, poi passare ai quotidiani e poi Filippo. Buongiorno Presidente. Prego, buongiorno. Ieri ci avevi detto che attendevi i provvedimenti del governo, oggi ci aspettiamo, non dico il testo dell'ordinanza, però qualche anticipazione. Ma anticipazioni ve l'ho già dette, sicuramente, guardate, stiamo facendo una verifica giuridica sull'ordinanza perché c'è una sorta di vulnus rispetto al decreto, per cui siccome il decreto va a abrogare alcune parti, alcuni provvedimenti diciamo che il governo ha fatto prima, fa una proroga, stiamo verificando quello, ve lo dico anche assieme agli altri colleghi, a Bonaccini, a Fontana, a Federica, tutti abbiamo lo stesso problema. Sicuramente la nostra idea è quella di prorogare e casomai di verificare alcuni aspetti che ci sono stati segnalati durante questo periodo che io ritengo che siano degni di nota da valutare. Li stiamo valutando, non posso aggiungere di più perché è inutile che vi dica chiudiamo tutti gli autolavaggi automatici, non so, dico una cretinata e poi magari tutti vanno in fibrillazione, magari è una roba che poi non facciamo, quindi fermiamoci lì e basta. È fondata questa ipotesi di una stretta sui mercati Al momento non posso, è uno dei temi che stiamo valutando, ma non vi posso confermare nulla in particolare. E comunque lo stiamo valutando a 360 gradi a prescindere dalle foto di Padova, questo deve essere chiaro. Prego. Agricoltura, ci sono tensioni sul mercato del lavoro, praticamente non trovano operai. Come si può incentivare anche, magari c'è tanta gente a casa in questo periodo, studenti, eccetera, eccetera, si può in qualche modo mettere la regione, può diventare... Stai parlando dell'agricoltura? Ma l'agricoltura ha gli strumenti per assumere, cioè non è nel momento in cui lo studente... Fanno perché so che alle associazioni arrivano richieste Sì. di persone che dicono ma come faccio per offrirmi all'agricoltore? Beh, se arrivano le associazioni di categoria, che sono le associazioni di agricoltori, sono in grado di creare il matching tra datore di lavoro e lavoratore. Nel momento in cui lo studente che a casa ha, che so, il contratto per andare, che so, a fare qualcosa in agricoltura, evito esempi, è autorizzato a spostarsi di casa per andare a lavorare, cioè il luogo di lavoro sarà l'azienda agricola. La struttura regionale che ha in mano... Noi non abbiamo... il matching non riusciamo a crearlo, però dico che se qualcuno vuole... Sì, è che non riusciamo a occuparci anche del portale in questo momento, lo vorremmo fare ma in un momento diciamo diverso, ma la verità è che do come indicazione di chiamare le associazioni di categoria, cioè le associazioni di categoria agricole, basta internet, associazioni di categorie agricole, evito di citarle perché poi anzi le cito, Coldiretti, CIA, Copagri e poi avrò dimenticato qualcun altro, Confagricoltura, grazie. Non per ultima, me le ho ricordate quasi tutte perché poi ce ne sono altre, uno va e quindi fa Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri e le associazioni e poi contatta, hanno tutte sedi provinciali,
Quindi è facile, uno digita la propria provincia e appare sicuramente il riferimento telefonico all'email. Presidente, scusa, sul piano proprio sanitario, no? Volevo fare una domanda che ha due aspetti, ma insomma l'argomento è lo stesso, ed è quello delle guarigioni dei contagi. Oggi sul nostro giornale la direttrice scientifica della Fondazione Città della Speranza, la professoressa Viola, dice ottimo da un punto di vista di ricerca scientifica il progetto serologico, il progetto di test serologici, però secondo me non garantirà una patente di guarigione perché gli anticorpi, dice lei, si sviluppano ma poi spariscono, e quindi questo fatto lo abbino all'altro aspetto della domanda. Ieri la Fondazione Cattaneo ha fatto uno studio sui decessi, prendendo in esame 1000 comuni e andando a ritroso nella media delle mortalità negli ultimi 5 anni. La faccio breve. Secondo la Fondazione Cattaneo, i decessi per coronavirus reali sono il doppio di quelli certificati. Alla stessa conclusione è arrivato il quotidiano di Bergamo, che ha fatto un'indagine sulla mortalità a Bergamo, che è stata ritenuta plausibile dal sindaco di Bergamo poi. Allora la domanda ha due aspetti. Uno, qual è la dimensione credibile dei decessi e dei contagi, al di là di quello che riusciamo a certificare? Due, questa patente di guarigione, gli scienziati mi sembrano un po' discordi su questo come su tanti altri punti, che efficacia potrà avere? Ma guardate, sui decessi noi confermiamo e certifichiamo che tutti i decessi che hanno il paziente coronavirus positivo sono decessi da coronavirus, punto. Cioè non c'è altro da aggiungere, nel senso che siamo stati talmente ligi che anche il decesso dell'oncologico terminale, insomma la cronaca ne ha parlato anche di alcuni casi, se era positivo al coronavirus noi abbiamo contabilizzato nel coronavirus, punto. Quindi forse potrebbe aprirsi un ragionamento forse anche, diciamo, magari in riduzione più che in aumento, però in Veneto i positivi sono tutti catalogati in questa partita. Tant'è vero che anche sulle case di riposo li elenchiamo in maniera assolutamente responsabile. Dall'altro il tema della patente, queste robe, io non ho letto le dichiarazioni, dico che voi dovreste fare un lavoro utile alla comunità, fate un bel forum con tutti gli scienziati e poi avete tutte le risposte che volete, cioè è inutile che chiedete a me se uno scienziato ha ragione, cosa volete che vi dica, che i nomi di quelli che dicono il contrario, lo troverei anche poco rispettoso, no? Allora, se volete fare un lavoro coerente e serio, prendete 5 nomi più rappresentativi che ci sono sul mercato, visto e considerato che l'operazione che sta facendo la nostra regione la fanno di fatto anche altre regioni, ne cito una per tutte, l'Emilia Romagna, tanto per citarne una che non è del mio stesso colore politico. Noi non abbiamo la ricerca della ribalta, delle luci della ribalta, voglio ricordare che quello che proponiamo ci viene proposto dalla comunità scientifica, cioè non vorrei neanche che banalizzaste i progetti che fa la regione, che sono tutti proposti dalla comunità scientifica. Per noi significa ambiente universitario. Quindi la sfida, la proposta che lancio a voi, abbiate il coraggio di fare un forum tra scienziati e poi lì capirete e fate capire ai cittadini quali sono le diverse posizioni. È inutile che tirate di mezzo la politica su ste robe. Altre domande? Sì, Presidente, Prego. per quanto riguarda l'Europa, lei ha già detto se non interviene in questo momento significa che insomma conta poco. Sono arrivate le scuse questa mattina e all'Italia dicendo siamo con voi. Cosa stiamo facendo delle scuse? Le scuse di che? Sta parlando dell'Europa? Sì. Ma non ce ne facciamo niente, guardate che siamo ormai a un mese e mezzo del 22 febbraio, 22 marzo, quanto sono ormai andiamo verso i 2 mesi, a 2 mesi fanno le scuse di cosa? Skate.
Cioè, queste sono le scuse reali che dobbiamo avere noi. L'Europa, anche perché noi siamo contribuenti netti positivi per l'Europa, cioè diamo di più di quello che l'Europa ci restituisce ogni anno. Per cui non è che andiamo a chiedere la luna, Cioè, in questo momento, dopo tutti questi anni, penso che sia doveroso che l'Europa ci risponda. Cioè, non vorrei che qualcuno pensi che bastino le scuse. Cioè, non servono, cioè, va bene, le scuse è un atto di cortesia, di buona educazione, basta, fine. Presidente, però Oggi avrà notato che c'è un grande dibattito anche in Olanda e in Germania, che erano i due paesi che sono schierati contro l'Italia. Cioè, sta cambiando anche il suo parere, cioè nota qualche cambiamento? Ma Se non altro nell'atmosfera. secondo me nel popolo tedesco e nel popolo olandese, ma in generale nel popolo europeo, ci sarà assolutamente un'azione di solidarietà che costringerà i loro governanti a rivedere le posizioni. Ci ho l'impressione veramente che stiano giocando con il fuoco a casa loro, perché poi nel cittadino scatta la solidarietà. Se noi vedessimo il popolo tedesco in difficoltà, non diremmo all'Italia non aiutarli, no? Cioè, in questo momento ci si aiuta, è logico, no? È un fatto di solidarietà, ma è un fatto anche di coerenza, perché l'Europa ha una dimensione politica, sociale, culturale, storica, le sta perdendo tutte queste dimensioni. Presidente, posso continuare? sì, dopo chiedo un attimo. Tempo fa ci siamo già illustrato gli effetti collaterali del coronavirus Sì. e aveva un po' accennato di un piano assistenziale, insomma, un post piano è ancora embrionale, a che punto è? No, stiamo parlando del piano di sanità pubblica. No, quello successivo, in pratica per quando... Ah, sì, guardate, ne abbiamo parlato stamattina, ma non possiamo anticiparlo, se no ne parliamo in maniera compiuta quando vediamo il progetto. Siccome abbiamo fatto una discussione di un'ora positiva e siccome è complicato da mettere in piedi, inutile che vi dica, cioè, se vi dico due robe voi fate le aperture dei giornali, però non ha nessun senso, cioè, sono positive ma non ha nessun senso. Prego. Allora Presidente, prima di introdurre le domande dei quotidiani abbiamo ospite, la salutiamo, la televisione della Svizzera francese che fa alcune domande Prego. magari che danno già non molto per scontato il pregresso, quindi la collega Dupont. Le domande. Volevo sapere, sul punto di vista scientifico, perché avete scelto di essere una regione esemplare? Nel senso, prima di tutti avete detto noi vogliamo fare test di tutti i tipi, kit, serologico, e alla fine tutti vanno dietro di voi adesso, quindi prima perché sul punto di vista scientifico e secondo questa patente per rimettere in moto la gente che sarà trovata con anticorpi, come funziona e chi ve la chiede, per esempio imprenditori o... Beh, questa sì, cioè, funziona che ce lo propone il mondo scientifico, ce la chiedono sicuramente le imprese che giustamente cercano una via di uscita che sia solida, che sia assolutamente sostenibile e sicura, perché poi gli imprenditori dicono noi vogliamo aprire, vogliamo anche mettere in sicurezza i lavoratori perché non potremo trovarci con un mega contagio in azienda e ripartire da zero. Quindi è anche un fatto di sicurezza per loro, punto. Per quanto riguarda l'altro tema, noi non siamo primi della classe, non abbiamo, cioè, guardi, a noi hanno dato 2 remi, ci hanno detto di remare e remiamo. Abbiamo trovato una direzione giusta, non lo so, lo dirà la storia. Poi voglio anche ripetere, a me non piace questo confronto, non lo dico a lei, lo dico in generale, che si fa tra regioni, no? Il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto. Ogni regione ha una storia sanitaria a sé, ce l'ha storicamente e poi è un territorio diverso, cioè il territorio del Veneto non è paragonabile a quello di altre regioni. Però senza paragone, voi perché avete scelto? Ma perché anche qui svegliamo che noi abbiamo un dipartimento come si chiama il dipartimento? Grazie, stavo dicendo di igiene pubblica. Il dipartimento di prevenzione che è seguito dalla dottoressa Russo che dal primo giorno ci ha messo nelle condizioni di ragionare con questa filosofia: tampone, isolamento, contatti dei positivi, isolamento. Dopodiché il 22 febbraio, la sera alle 6 di sera, quando abbiamo scoperto i primi 2 contagiati, colui che ha deciso di fare i 3.000 tamponi a Vo sono stato io. Nessun altro, che sia chiaro, che nessuno si accrediti sta roba.
perché sono stato anche contestato per quei 3.000 tamponi. E io non li ho fatti con una visione scientifica, li ho fatti con la visione di dare tranquillità a 3.000 persone che si ritrovavano 2 contagiati. E ne è venuto fuori poi che è stata una sorpresa trovare 66 positivi che non sapevano di essere stati contagiati e che molti di quali non conoscevano neanche i primi 2 contagiati. Li abbiamo isolati, dopodiché alla fine della quarantena sono stati rifatti i tamponi, l'Università di Padova ha chiesto di poter fare un progetto scientifico e abbiamo scoperto che i 66 erano diventati 6, non 600, 6. E questo ci ha insegnato che isolare, tamponare funziona. Però voglio ricordare che noi al terzo giorno, cioè il 25 di febbraio, dopo 3 giorni, avevamo già fatto 4.000 tamponi in Veneto. Noi siamo partiti subito con i tamponi. Oggi è più difficile fare tamponi, ma mancano i reattivi. E anche sui test sierologici abbiamo problemi con la Cina perché abbiamo comprato 100.000 kit per fare le prove e lo sdoganamento col governo cinese non è facile. Oggi il vero tema sono le merci, perché il mondo in crisi blocca le merci. Però chi avrà gli anticorpi ritornerà al lavoro? Allora, io penso che questo è un tema, allora direi che il mondo scientifico, sentendo i commenti anche prima di Tosato, sembra non tutto, dice che la risposta anticorpale può validare l'immunità, no? Cioè il fatto che si è stati immunizzati, cioè non misura solo le IgM, cioè l'IgM, ma anche le IgG, quindi tutte e 2 le immunoglobuline. E quindi uno dice, bene, si è negativizzato perché il tampone è negativo, ha gli anticorpi, in teoria è così, quindi da lì nasce l'idea della patente. Dopodiché io penso che le aziende verranno aperte non solo col tema della patente, ma anche col tema di misure di distanziamento, di dispositivi, perché è impensabile rimettere, 1.000 persone in un processo produttivo senza mascherina, anche se ci dicono che tutto va bene, io penso che la mascherina diventerà sicuramente una parte del nostro abbigliamento per un periodo, no? Allora, ok, la collega Federica del Gazzettino, buongiorno. Per la prima volta da ieri i ricoveri in calo in Veneto, come leggere questo dato? Sono flussi interni fra terapie intensive e aree non critiche e decessi, oppure vere dimissioni e guarigioni? Ma guardate, il tema vero è che noi per avere una direzione, lo dico da una settimana, dobbiamo avere almeno questa settimana 7 giorni, 10 giorni di tendenza, perché potrebbe accadere tranquillamente, negativamente, che ci entri un focolaio in una casa di riposo o nuovamente in un ospedale e si rovesciano di nuovo tutti i numeri, comprese le terapie intensive. Considerate che, voglio solo ricordarvi una cosa, se è vero che noi abbiamo 2.000 ricoverati in questo momento, è altrettanto vero che ne abbiamo quasi 9.000 non coronavirus. Cioè, lo dico perché forse qualcuno non ha capito che la politica degli ospedali e del fare i Covid center, di aprire i vecchi ospedali in via precauzionale, ci ha permesso comunque di permettere a ospedali tipo Cittadella, Arzignano o altre realtà di poter continuare a lavorare. Allora, se tu guardi il tassello del mosaico non vedrai mai il mosaico, ma forse invito tutti a guardare nel complesso che noi stiamo curando quasi 9.000 persone ancora oggi negli ospedali che non sono coronavirus. Cioè, voglio ricordare che sono realtà nelle quali non si entra più in ospedale se non sei coronavirus. Aggiunge la collega Giacomuzzo del giornale di Vicenza, sempre relativamente a questo, è per caso dovuto al fatto, cioè il calo dei ricoveri, che si stanno scovando più positivi asintomatici? Seconda domanda, cosa risponde al presidente di Confindustria Vicenza Vescovi che chiede alla Regione di inserire i lavoratori delle aziende tra i destinatari dello screening sierologico? Ma ha ragione, perché se lo screening sierologico dopo l'esperienza iniziale che farà l'Università di Padova e l'Università di Verona, perché c'è sia il professor Plebani che il professor Lippi, funzionerà, verrà validata la procedura eccetera, è inevitabile che possa diventare un grande strumento anche per i lavoratori. Però voglio, sempre senza creare aspettative, voglio ricordarvi che la partita è in mano alle università, al mondo scientifico. Si eviti sempre di fare sta roba lagnosa,
ma non lo sto dicendo a vescovi, lo dico in generale, di dire che ogni roba che dice il sottoscritto o i miei colleghi di giunta poi diventa, cioè noi qui sostanzialmente stiamo recependo indicazioni scientifiche che condividiamo e cerchiamo di renderle esecutive. Scusate, vedo oggi un dibattito sul test sierologico che mi riporta 2 mesi fa al dibattito sui tamponi. Noi eravamo quelli che non avevano capito, non posso più dire parolacce perché degli insegnanti mi hanno detto attenzione sono anche i bambini e quindi mi scuso, non avevamo capito una mazza, diciamo così, no? Ecco, bene, poi abbiamo avuto ragione. Vedremo se sul test sierologico abbiamo ascoltato quelli giusti o quelli sbagliati. Io sono convinto che abbiamo ascoltato quelli giusti. Dice Domenico Basso, sempre con riferimento, anche lui chiedeva dell'appello di vescovi, abbiamo risposto, e poi aggiunge: in alcuni supermercati, scrive una telespettatrice, vengono forniti i guanti ma non le mascherine dipendenti. È possibile rendere obbligatorio indossare questi ambienti? È un tema che stiamo affrontando, mi fermo qui. Posso portare una testimonianza di stamattina? Io stamattina sono andato a fare benzina in un distributore extraurbano che ha il caffè, il bar aperto. Sì. E sono andato a bere un caffè. Né la barista né le persone che entravano, 3 alla volta, avevano la mascherina. Se ci dai il nome, c'era già un'infrazione, la barista. Quindi la barista sarebbe obbligata ad avere la mascherina? Ma guardate, cioè, i dispositivi e i guanti sono fondamentali. Adesso ragazzi siamo in guerra, è inutile che ogni secondo qualcuno tira fuori il manuale per vedere l'uso le istruzioni per l'uso e manutenzione. Cioè, mi sembra che il buon senso ci insegni che i dispositivi devono esserci i guanti e la mascherina. Allora, diciamolo fino in fondo, in questo paese sulla mascherina non si è spinto tanto per settimane perché non c'erano. Abbiamo addirittura sentito scienziati, ieri ho litigato anche in una radio, scienziati che ci hanno detto ditelo voi se li avete sentiti, perché ieri sembrava che io dicessi una roba, che ci dicevano che la mascherina dovevano portare solo i positivi. Abbiamo sentita tutti questa frase. La verità è che la mascherina, avendole, la devono portare tutti. I positivi per non contagiare gli altri, i negativi, quelli sani per non essere contagiati, punto.